Riccardo Pulcrano, Castello esordisce con una bella vittoria, la Bonese aveva tante assenze, però per voi era l'importante trovare il gioco, trovare il gol, tu ne hai fatto due, ti sei un po' divertito un tempo, no? Hai fatto il massimo. Sì, sì, è stata una bella partita, abbiamo giocato bene, abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister e niente, ci siamo trovati subito e abbiamo fatto bene. Con una partita che nei primi minuti vi ha trovato un attimino in difficoltà perché la Bonese si è difesa, vi ha chiuso gli spazi, bastava appunto segnare, trovate il gol e lì vi siete sbloccati. Sì, sì, all'inizio chiaramente siamo una squadra nuova e l'importante è conoscerci e abbiamo cercato subito di fare subito gol e appena l'abbiamo fatto ci siamo subito sbloccati. Come sta andando la conoscenza col mister? Cosa vi sta chiedendo il mister? Il mister la prima cosa che ci chiede è di fare gruppo, di stare tutti uniti, dal più grande al più piccolo e noi per prima cosa stiamo cercando di fare quello, poi le cose che ci chiede di fare in campo vengono piano piano. Il Castello si dice cerca attaccanti, però poi il Pulcrano segna, c'è, quindi dai tranquillità al reparto. Sì, dai, cerchiamo di fare sempre di più, piano piano. Come ti stai trovando? Tu l'anno scorso hai avuto un bel impatto, sei rimasto, sei uno dei 12-13 che sono rimasti, quindi partite da una buona base e sono arrivati altri giocatori. Sì, sì, io sono molto contento di stare qua, molto contento della mia scelta. Matteo Frau e E Enrico Bargiolo. Vargiolu mi hanno dato molta fiducia e niente, e cercherò di ripagarla al meglio. Ecco, cosa ti aspetti da quest'anno? Perché poi di fatto è il primo anno dove non sei fuori quota. Sì, mi aspetto di fare bene e di fare sempre di più. Niente. Quindi chi ben comincia, no? Si dice che è a Bravo. metà dell'opera. Sì. Senti, il discorso qualificazione, adesso voi potete giocare su due risultati perché avendo una differenza reti superiore allo Iersu, però insomma, è difficile fare dei calcoli in questa Sì, sì, fase. noi adesso già da domani inizieremo a preparare la prossima partita al meglio. Per il campionato invece cosa ti aspetti? Tu che hai vissuto comunque l'anno scorso una stagione dove siete andati lì vicino anche a prendere i playoff. Sì, no, da quest'anno mi aspetto un buon campionato, il mister è bravo e sicuramente ci preparerà al meglio per fare, diciamo, per stare sempre più in alto. Personalmente invece hai Un obiettivo sì, cercare chiaramente sempre di far bene e cercare di metterla dentro. Grazie Riccardo, complimenti perché oggi li hai messe due volte dentro, quindi va bene. Grazie mille, ciao ciao.